Una marea, un fiume in piena. È quello degli alpini che condannano senza appello la scelta di consegnare il cappello con la penna nera anche ai volontari delle Olimpiadi. Il tema è semplice ma potenzialmente esplosivo. Non posso tacere oltre, scrive ad esempio il maggiore Filippo Pavan Bernacchi, per preservare la memoria di chi ci ha preceduti. L'uso del cappello da parte di chi non è mai stato alpino è una mancanza di rispetto verso le tradizioni del corpo. Se dovrò pagare per questo post, conclude il maggiore, per me sarà una medaglia. Pavan Bernacchi ha pubblicato nel suo profilo una vignetta con una catena di montaggio che sforna cappelli alpini, ma dal tono del suo intervento si capisce che c'è ben poco da ridere. Sui social la polemica è senza freno, c'è addirittura chi ha pubblicato una vignetta con il presidente nazionale Sebastiano Favero inseguito dagli spiriti degli alpini che hanno dato la vita per la patria, per quel cappello. Vergogna, onore svenduto, recita una frase scolpita nella pietra. Sempre su questo tema tanti stanno condividendo un'immagine con le foto della cerimonia di consegna del cappello alpino con la scritta Vergogna. E dello stesso tenore sono centinaia di commenti al post dell'associazione sull'evento veronese. Per non parlare dell'immagine del vecchio alpino costretto a starsene con la benda sugli occhi per non vedere quello che sta succedendo. Oppure del chiarissimo no al cappello ai volontari diffuso in queste ore. Lo sdegno potrebbe portare anche a clamorose iniziative come quella di togliersi il cappello nello sfilamento della Giornata Nazionale di Genova davanti al palco delle autorità. Vedremo cosa succederà. Intanto il clima è di quelli bollenti. D'altronde, lo dice anche la canzone, che di penna, penna mora, l'alpino ne ha una sola e solo lui la può portare. Un po' più mora, solo l'alpino la può portare.